Buonasera, eccomi qua, buonasera a tutti, è venerdì 19 giugno, sono le 21 e anche questa sera l'appuntamento con la pagina Facebook Economia Forte e Futuro Migliore e con le solite quattro domande A. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il presidente del Consorzio Tutela Olio di Garda DOP, Laura Turri. Buonasera Laura e benvenuta nel nostro gruppo. Buonasera e grazie per avermi invitato a questa serata insieme a voi. Allora, incominciamo. Chi è Laura Turri? Che rapporto hai con l'olio d'oliva e cosa ti ha spinto nella tua attività ad aprire il Museo del Castaldo? C'è E ho una visto tra- che è qualcosa di particolare, mi sono subito detto, "Oh, questa devo chiedergliela." È una tradizione di famiglia la nostra, perché mio nonno era castaldo in una grande azienda agricola del Veneto e dove si producevano, c'erano i bachi da seta, ovviamente, perché all'inizio del Novecento questa è stata la fortuna delle nostre zone, e poi c'erano produzione di vino e anche di olio, avevano olivi e viti. Nella famiglia Turri la passione è sempre stata più sull'olio e quindi il nonno ha trasmesso questa passione al papà che nel 51 ha aperto il suo primo frantoio. Papà che è stato Castaldo a sua volta, quindi Castaldo al nonno, Castaldo al papà, e con i miei fratelli abbiamo voluto recuperare questa storia perché tante volte si racconta del Castaldo e nessuno sa chi sia. E allora abbiamo detto raccontiamo un po' questa storia, non solo dell'olio, ma di quello che era il nostro passato, perché ci dimentichiamo sempre quello che è stato il nostro passato. Se conosciamo il passato, possiamo comprendere meglio il presente e magari anche con errori che sono stati fatti nel passato, migliorarci e portare avanti quello che sarà il futuro della nostra agricoltura veneta. Quindi il Castaldo non è solo colui che accompagna Santa Lucia con l'asinello, ma Sì, bensì bravo. il Castaldo è Sì, una perché figura quando parli ben del chiara. castello parlano di Santa Lucia, invece no, c'è molto di più dietro, c'è una passione, c'è studio, perché ovviamente dovevano avere le competenze, non c'era internet. Io nel nostro museo ho tutti i quaderni della scuola agraria del mio nonno, tutti scritti a mano, dove racconta appunto come si produce l'olio, come si produce il vino, e tutti gli aspetti dell'agricoltura. Era un mondo molto diverso dal nostro ed è giusto ricordarlo e capire che adesso stiamo godendo delle fatiche dello studio soprattutto, perché è importante la cultura, studiare, aggiornarsi, che sono stati fatti dai nostri nonni. Oggi noi siamo il risultato e allo stesso tempo anche noi dobbiamo portare avanti queste tradizioni, questi studi. Sì, quindi come dicevi tu prima, per capire il presente bisogna studiare il passato per progettare il futuro. Certo. Quindi è un legame fortissimo. Passiamo appunto all'olio d'oliva del Garda. E per cosa si differenzia rispetto agli altri oli che troviamo nel Veronese e anche nel mondo e anche rispetto agli altri oli italiani? Rispetto al veronese diciamo che dobbiamo partire dalle piante e dal microclima. Noi abbiamo la varietà Casaliva, che è una varietà tipica del Garda, che non c'è nelle altre zone. Da noi è prevalente. Più del 50-60% delle varietà negli oliveti sono di questa Casaliva, che dà un profumo particolarissimo all'olio, con questo retrogusto di mandorla, che è molto piacevole. E tante volte diciamo perché non assaggiate l'olio, ma tanti hanno ancora in mente il cucchiaio d'olio di quando si era piccoli, specialmente gente con un'età un po' più avanti. Invece l'olio va assaggiato proprio a gocce ed è una scoperta quando si comincia a raccontare cos'è l'olio, perché appunto si sentono tutti i profumi, i sapori. In questo si differenzia quindi la casaliva e il microclima gardesano che danno un profumo e una caratteristica, proprio un gusto completamente diverso da tutti gli altri oli. Gli oli veneti poi hanno un'altra caratteristica, sono subito pronti all'uso. Quando andiamo al frantoio a novembre c'è l'olio che è subito pronto per il consumo, perché è un olio delicato che nasce delicato e nasce perfetto, perché non è facile fare un olio delicato perfetto. Questo è l'olio del Garda, la natura ci ha regalato, probabilmente l'olivo fa anche fatica a crescere,
Non siamo nella zona ideale, ricordiamoci che siamo nel nord Italia, che è il limite estremo per la produzione dell'olivo, per adesso. Poi non so con questi cambiamenti climatici dove andremo a finire. Per adesso è il nord, è il limite settentrionale. Oltre la zona del Garda, l'olivo può produrre qualche oliva, ma certamente non è la sua, cioè anche in Germania troviamo gli olivi, ma diventano delle piante decorative, Vabbè. o anche a Bolzano vanno protetti, perché questo è il limite settentrionale. Quando è nata l'olivicoltura gardesana è stato un azzardo, sono stati dei monaci che nel Medioevo, finito l'impero romano, l'olio non arrivava più in queste zone, l'olio serviva per usi liturgici, ma anche per accendere le lampade nelle chiese e doveva essere un olio di qualità. L'olio non arrivava più, costavano 4 kg d'olio come un grosso maiale, quindi era veramente costoso. E cosa fecero gli abati di queste zone? Si guardarono intorno, si dice sempre trova una soluzione al problema che hai. E loro si sono guardati intorno e si sono resi conto che nella pianura padana c'era una macchia di Mediterraneo e hanno detto, boh, proviamo, azzardiamo, piantiamo degli olivi. Ecco che il paesaggio gardesano nel Medioevo cambia grazie al bisogno di olio di questi abati che decidono, si azzardano a piantare degli olivi nella zona del Garda. Quindi il Garda diventa il primo lago diverso rispetto a quelli dell'area nord europea. Infatti perché abbiamo detto i tedeschi? I laghi li hanno anche loro, ma arrivano giù dal nord, vedono il sole e poi arrivano in questo posto splendido con questi olivi, sempre verdi, sempre belli, non così cupi. Anche quando c'è brutto tempo, l'olivo è bello, è lucente, no? Ci sono le foglie argentee, no? Sì, E, dà sì, quell'effetto veramente di risplende la luce del sole, quindi hai il sole sopra l'olivo e il lago dietro è colori dati col pennello da qualcuno. infatti, ecco, e questa è stata la nostra fortuna. Per fortuna i monaci ci hanno pensato millenni fa. Mai come ora si potrebbe dire aiutati che il ciel ti aiuta, in questo caso aiutati che la morte ti aiuta. Infatti. Però non sempre va tutto bene, infatti se pensiamo all'annata l'anno scorso, l'annata precedente è stato un disastro con delle perdite enormi. Ci vuoi raccontare cosa è successo lo scorso anno e qual è la previsione per quest'anno? Sì, allora, nessuno poteva pensare a un'annata così disastrosa come quella dell'anno scorso. L'olivo solitamente ha una produzione alternata, un anno produce e l'anno successivo va un po' a riposo e produce un po'. Noi tra l'altro la casaliva la chiamiamo nel Veneto drizzar o drissar. Perché? Mhm. Perché i nostri olivicoltori nel passato ehm, avevano questa varietà perché si erano resi conto che aveva sì l'alternanza, un anno produceva molto, però l'anno successivo in ogni caso un po' d'olio lo produceva e quindi raddrizzava le sorti dell'economia dell'epoca, e il drissare per questo. E, e quindi ci si aspettava una campagna meno produttiva l'anno scorso. Poi a maggio c'è stato molto freddo, maggio 2019, probabilmente c'è stata una difficoltà nell'impollinazione e quindi abbiamo avuto pochissime olive. E poi son cominciate le piogge, c'è stata l'umidità, il fortissimo caldo e quindi quelle poche olive erano tutte attaccate dalla mosca olearia, che purtroppo è una mosca specifica dell'olivo che va a depositare le uova dentro le olive. Di solito le mosche olearie privilegiano un'oliva per mosca. L'anno scorso c'erano poche mosche, quindi ehm, hanno cercato di depositare le uova anche nella stessa oliva. E quindi olive buone non ce n'erano, erano tutte cadute, tanto che non abbiamo raccolto. Non c'è stato raccolto, i frantoi hanno tenuto chiuso, pochissimi frantoi hanno avuto del lavoro, ma veramente poco. Quindi abbiamo avuto una perdita in termini economici, visto che stiamo anche parlando di economia, solo di olio abbiamo perso più di 6 milioni e mezzo di Però
sì, solo di olio, di euro. Teniamo conto che l'olio sul Garda non vuol dire solo l'olio nella bottiglia, vuol dire anche chi raccoglie, vuol dire anche chi, lavora l'oliva per ottenere, chi spreme l'oliva, quindi i frantoi. Vuol dire anche poi chi vende le bottiglie, chi produce le etichette e chi imbottiglia. Quindi E tutto l'indotto, tutta la filiera. tutto l'indotto e tutta la filiera l'anno scorso non ha lavorato. E l'anno scorso abbiamo prodotto di olive sul Garda, tenete conto che Garda vuol dire Verona, che è la parte più importante, vuol dire Brescia e poi una piccola parte Trento. Noi l'anno scorso abbiamo perso il 96% della produzione. Non abbiamo prodotto olio. Quindi l'olio che attualmente si trova sul mercato è un ottimo olio perché per fortuna nel 2018 la produzione è stata strepitosa. Però del 2019 non ce n'è. Non c'è stato olio. DOP, cioè chi cerca l'olio Garda DOP del 19 ne troverà pochissimo perché solo 3 o 4 produttori sono riusciti a produrre. Ho capito. E avete avuto dei contributi o siete stati abbandonati? Siamo stati abbandonati. Diciamo che come presidente del consorzio di tutela mi son sentita di, insieme al consiglio, di chiedere l'intervento delle regioni e quindi io ho scritto alle 3 regioni, ai presidenti delle 3 regioni, l'8 ottobre dicendo: "Attenzione, quest'anno mancherà completamente l'olio del Garda". Non ho mai ricevuto risposta. Ho provato anche a elemosinare una risposta telefonando, quindi, ho fatto una cosa che non sarebbe corretta, perché secondo me il politico dovrebbe essere lui attento alle necessità dei propri produttori, del proprio territorio. E non c'è mai arrivata risposta da nessuna regione, quindi da nessuna regione, ma neanche dal ministero. Quindi non ne faccio una questione politica, qua ci sono Sì, dentro sì. tutti, c'è dentro Tutti. c'è dentro l'opposizione perché avrebbe potuto cavalcarla volendo, no? Nessuno. Sì, L'olivicoltura, per le 3 regioni non ha nessuna valenza. Possiamo perderla, questo patrimonio culturale lo possiamo perdere. E per quanto riguarda appunto come il nome del consorzio, essendo DOP, il fatto di essere denominazione protetta indica che è una nicchia. Quindi l'olio d'oliva DOP del lago di Garda è qualcosa che deve essere tutelato perché è veramente una cosa ristretta e deve essere, perché altrimenti si perde tutta una biodiversità. Se Sì, non, ma non solo, guardiamo intanto spiegare perché un produttore intanto perché abbiamo la DOP. Per fortuna la Comunità Europea, perché nell'olio è sempre mancata la DOC, no, che c'era nel vino sì. 30 anni fa. La Comunità Europea, adesso io la semplifico la cosa, ma si è resa conto che esistono delle produzioni che hanno una propria storicità e una grande qualità e queste produzioni sono anche riconosciute dal consumatore. Allora cosa ha fatto la Comunità Europea? Ha deciso di tutelare il produttore perché allo stesso tempo il produttore mantiene un paesaggio, mantiene un territorio in ordine, pur avendo dei costi superiori. Pensiamo all'olio, noi produciamo come 3 o 4 aziende pugliesi e quindi uno dovrebbe dire: "Vabbè, andiamo a comprarci l'olio in Puglia". Ma l'olio del Garda è veramente un olio particolare, buonissimo, che fin dal Medioevo riconoscevano, proprio perché aveva bisogno di questo sigillo per differenziarsi dagli altri. Se già nel Medioevo lo riconoscevano come un olio di qualità, è giusto portare avanti questo patrimonio culturale. Ma non pensiamo solo a quello, pensiamo anche ai consumatori. I consumatori conoscono l'olio del Garda per la delicatezza e per la sua bontà e per le sue caratteristiche, che sono completamente diverse dagli altri. Quindi la Comunità Europea dice: "Io istituisco le denominazioni di origine protette per tutti i prodotti". In Italia abbiamo 45, ad esempio olli DOP tra DOP e IGP, e voglio attraverso questo DOP
tutelare il produttore, che così mi mantiene il paesaggio, mi mantiene un patrimonio culturale, ma anche il consumatore che conosce questo prodotto ed è disposto a spendere di più. Ed ecco perché è importantissima la DOP. Noi nel Veneto abbiamo 2 DOP, il Garda DOP e il Veneto DOP, con delle varianti, c'è il Valpolicella, i Berici, gli Eugani e poi quella di Treviso. La nostra sfida sarà fare in modo che nel Veneto tutti i produttori delle olive capiscano che hanno un importantissimo strumento nella DOP. Devono superare lo scoglio di imparare un nuovo modo di di essere imprenditori e non guardare a delle piccolezze, ma guardare i vantaggi che danno le DOP, perché il consumatore sta crescendo. Io quando ero piccola mi ricordo che c'era il consumatore che diceva: a me basta che sia extravergine. Poi hanno cominciato a dire: voglio l'extravergine che sia di frantoio. Poi hanno cominciato a dire: voglio che sia italiano. Arriveranno anche a chiedere che sia DOP, perché cominceranno, come nel vini, no? Poi c'è un Sì, altro sì, sì. problema, se posso, se i tempi non Sì, sono sì, sì, stati vai. troppi. C'è un problema anche gardesano. Noi manteniamo olivicoltori, un paesaggio gardesano che è splendido, è ordinato ed è apprezzato dai nostri turisti, specialmente del nord Europa. I nostri turisti vengono giù, la nostra si chiama Riviera degli Olivi, Sì, e si aspettano di trovare l'olio del Garda. Chi vive di turismo dovrebbe avere rispetto per il proprio ospite. territorio. All'ospite dai sempre le cose migliori. E Sì, invece no. Se andiamo a vedere nelle tavole, adesso non parliamo di questo periodo che è difficile per tutti, il periodo Covid. sì. Pensiamo all'anno scorso, al 2019. L'olio del Garda non si trova. Chi viene a mangiare il lavarello sul Garda, che gli vada bene, lo condisce con l'olio italiano, se gli va bene. Se no, lo condisce con l'olio comunitario. E anche questo cioè non siamo una squadra, perché un territorio, un'economia locale possa crescere, bisogna fare squadra insieme e non dire io lavoro per me e non penso a quegli altri. Sì, sì. Non lo so se la mia è un'illusione. Molto chiara. Mi piacerebbe, ecco, che fosse un lavoro insieme. L'anno scorso c'è stata una signora che ci ha scritto e ci ha detto: io sono andata a mangiare in un ristorante e non ho trovato l'olio del Garda e ho ripreso il ristoratore. E il ristoratore mi ha detto che non era colpa sua, ma era colpa dei produttori che vendevano l'olio del Garda troppo caro e lui non poteva permetterselo. E quindi gli abbiam detto, alla signora abbiam detto che di solito quando si fanno delle scelte si giustificano, specialmente nella ristorazione, non con il prezzo, perché se giustifichi con il prezzo la mancata proposta di un olio locale gardesano DOP, vuol dire che non stai attento neanche su tutti gli altri prodotti che offri alla Che persona. metti sul tavolo, esatto. E quindi non è regalando l'olio, perché gli olivicoltori già lo stanno regalando, perché Sì, sì. l'oliva, Oh, per raccogliere 60 kg di oliva ci vuole una giornata. ah 60 sì, kg di oliva non fanno un litro, eh. no. Ho una domanda che appunto ci chiede appunto l'acidità del nostro olio d'oliva, è particolare? Io parlo da profano sull'olio d'oliva. C'è una domanda che fa sull'acidità del nostro olio. Ha qualcosa di particolare rispetto agli altri? Eh, Noi abbiamo la fortuna di avere dei bravissimi produttori quando vanno dal dentista prendono l'appuntamento, quando vanno dal medico prendono l'appuntamento, quando raccolgono l'oliva chiedono l'appuntamento al frantoio. Perché? Perché l'acidità dell'olio cresce, aumenta se passa tanto tempo tra la raccolta e il momento della lavorazione. Della E quindi i spremitura. nostri produttori sono così attenti che lavorano le olive a volte in giornata. E questo cosa vuol dire? Vuol dire una bassissima acidità, vuol dire un'acidità per legge lo massimo 0,8. Per il nostro olio del Garda, ad esempio, abbiamo le analisi, ha un'acidità dello 0,1, 0,12, 0,15, 0,2. Però per fare l'acidità bassa cosa bisogna fare? Lavorare bene,
raccogliere olive sane e portarle subito a frantoio. Non c'è altro da fare. Anche in questo siamo i migliori. Sì. Siamo bravi, ma siamo bravi produttori perché Anche, anche perché il nostro olio d'oliva non copre i gusti del mangiare su cui si mette sopra. Quindi non è un olio, lui è proprio, accompagna il gusto, esalta il gusto, come dicevi prima, del lavarello. sì, Quindi il mettere un olio d'oliva dopo del Garda, bisogna mettere sul piatto cose buone, perché sì, l'olio d'oliva non copre il gusto del mangiare, ma lo esalta. lo esalta. E E quindi usare un olio cattivo, tante volte dicono non è buono questo lavarello. Non è il lavarello che non è buono, a volte è l'olio cattivo che gli hanno messo sopra, perché te lo rovina un olio cattivo, eh. Io quando vado a mangiare e vado fuori casa a mangiare, la prima cosa che faccio quando entro è guardare l'olio. Se vedo l'olio che mi può andare bene, mi fermo, altrimenti esco oppure non condisco se sono in compagnia. È importante. Dunque, io dico sempre, ma mi riprenderete, che nella cultura dell'olio, per fortuna, siamo arrivati alla fine del Medioevo e stiamo cominciando ad avvicinarci al Rinascimento. E quindi il futuro dell'olivicoltura gardesana ci sarà perché c'è curiosità, c'è voglia di imparare e c'è voglia di qualità. E quindi senza, ho speranza. senza farlo apposta, il nuovo Rinascimento, ne avevamo parlato la settimana scorsa con un architetto, perché appunto anche lì si parlava di un nuovo Rinascimento. Quindi, senza volerlo, c'è la necessità e c'è questo filo che ci accomuna tutti. Passiamo all'ultima domanda. Nel 2021 la tua azienda festeggerà 70 anni di attività, che non sono pochi. Come si presenta il futuro, appunto, come dicevi tu, dell'olio d'oliva veronese nel mercato italiano e in quello mondiale? Quindi Noi bisogna conoscerlo per promuoverlo. bisogna conoscerlo per promuoverlo, bisogna fare cultura e cultura in positivo, perché tante volte si fa cultura in negativo, non si fa così. In Italia i consumatori stanno crescendo, stanno imparando, ci sono tantissime guide anche ad esempio rivolte ai consumatori per aiutarli ad imparare ad assaggiare l'olio. L'olio è un po' come il vino, va abbinato e quindi in Italia stiamo crescendo, all'estero stiamo crescendo pian pianino, ma d'altro canto non lo conoscono. Io penso al Giappone, alla Cina. È molto apprezzato l'olio del Garda, ad esempio, sia in Giappone, anche perché ha questo retrogusto di mandorla che loro lo apprezzano. Loro, tra l'altro, hanno le cerimonie del tè, sono bravissimi assaggiatori e stanno crescendo proprio nei confronti dell'olio. Cresciamo in tutto il mondo. Di olivi la gente non se ne rende conto, ma il futuro è che ci sarà meno olio rispetto a quello che saranno le richieste da parte di chi lo consuma. E quindi io lo vedo in modo positivo. L'importante è crescere in qualità. Chi conosce la qualità dell'olio non potrà mai andare a comprare un olio non buono, proprio perché gli rovina tutto il piatto e se ne rende conto. Quindi cultura, cultura e mantenimento del patrimonio che abbiamo ricevuto. Per assurdo, questo periodo di lockdown ha obbligato la gente a farsi da mangiare a casa, quindi magari un po' di gusto gli è tornato al palato perché il fast food e il mangiare di corsa è un po' diminuito in questo periodo. Speriamo che abbiano associato del buon olio d'oliva per non rovinare tutto il mangiare che hanno prodotto e che abbiano imparato ad apprezzarlo. Sì, di sicuro, e possiamo anche confermarlo perché noi avevamo lo shop online da tanti anni e nell'olio, insomma, non era come in altri prodotti, magari libri, vestiti o altre cose, non girava così velocemente che se ne dicesse. Nel periodo del lockdown i nostri clienti hanno ordinato l'olio perché non riuscivano a comprare l'altro, non riuscivano a degustare le pietanze con l'olio che trovavano in giro perché non era il loro olio. E quindi la qualità fa vincere, è però una strada molto impervia e stretta da percorrere
però secondo me porta ai risultati, non immediati e nel tempo. Sarebbe più facile vendere olio da prezzo, come si dice, Sì. però quella è la strada semplice, bisogna fare la strada, percorrere una strada più difficile perché è quella che poi mantiene il risultato. E appunto, come dico, lasciateci lavorare che i nostri imprenditori sono in grado, perché soltanto un'economia forte garantisce un futuro migliore e in questo caso anche dei buoni piatti. Io Laura ti ringrazio infinitamente per la tua disponibilità, spero che il messaggio sia arrivato, quindi comprate buono, comprate, costa un po' di più, però magari meno quantitativi, però qualcosa di buono. Ti E ringrazio ancora. una Dimmi cosa tutto. costa poco, non costa tanto la bottiglia, però nella pietanza ne vanno 20-30 centesimi rispetto ai Ecco 2-3 fatto. centesimi che ti rovina il piatto. Non saranno quei 20-30 centesimi lì a farti soffrire e veramente riusciamo a valorizzare i piatti. Impariamo ad Eh, assaggiare l'olio, poche gocce e per confronto si capisce subito qual è l'olio buono. ecco, un'altra cosa nuova, tac, ti ringrazio ancora e buona serata. Grazie Grazie, mille. grazie a tutti voi.